Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. E Sveva, oggi parliamo di alcuni argomenti a partire dal triste tramonto fisico di tre tra i maggiori intellettuali italiani. Parliamo di Nanni Moretti, di Guzzanti padre e di Vittorio Sgarbi. I tre hanno denunciato una situazione triste anche in parte dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista fisiopatologico. Qualcuno sui 70, Guzzanti ha superato gli 80, tre personaggi molto importanti che vedono il loro fisico tramontare. Mi sembra un sintomo della fine di un'epoca, perché probabilmente quel tipo di intellettuale non ci sarà più. Vedremo meglio come e perché. Intanto Matteo Gracis, noto TikToker di orientamento culturale centrodestra, critica aspramente Edoardo Prati, di cui abbiamo parlato nell'ultimo lunedì, la nuova star, il nuovo enfant prodige, che appunto sta facendo certe scelte, dice lui, che fanno davvero discutere. 300 anni di Giacomo Casanova. I primi di aprile di 300 anni fa, 1725, nasceva il più grande seduttore maschio di tutti i tempi. Dico maschio perché è noto che esistono anche delle grandi seduttrici. Ma certamente famoso come Casanova non è stato nessuno. Veneziano, autore della Fuga dai piombi, quindi anche scrittore, intrattenitore, divulgatore, conferenziere, ma soprattutto, come quasi tutti sanno, amatore. 20 anni dalla morte invece di un personaggio antitetico, Papa Wojtyla, quello che è stato chiamato il Papone, morto invece appunto i primi di aprile di 20 anni fa. Un piccolo breviario di commento a distanza di 20 anni su un personaggio che sicuramente ha segnato un'epoca. Tra i pesci d'aprile che io vi avevo consigliato per ilarità di esercitare, ha fatto un figurone, un pesce d'aprile che è uscito appunto il 1° di aprile, ma se ne è parlato anche il 2 e il 3, sul lago di Lecco. Il pesce era la notizia che l'Unione Europea, attraverso 1000 dei suoi rami istituzionali burocratici, avrebbe deciso, nel rivedere la geografia del nostro continente, di non chiamare più lago di Como il Lario, ma lago di Lecco, in quanto appunto il fiume Adda esce dal lago a Lecco e non a Como, ma anche per altri motivi. Li vedremo dopo. Pesce d'aprile, certo, ma i lecchesi giustamente hanno sguazzato nella speranza di battere la rivale. Parleremo anche di una mostra, voi sapete che andiamo anche a curiosare un po' in tutta Italia su delle mostre d'arte che non sono, diciamo, à la page, nel senso che non sono notissime, ma costituiscono dei veri e propri regali di Pasqua. In questo caso poi è una mostra di incisioni sulla vita di Cristo da parte di un autore tedesco, Martin Engelbrecht, del XVIII secolo, curata da Aldo Tenedini e Lorenzo Fattori nel Pesarese, a Candilara, una bella località ariosa, nel senso che prende aria buona, tra Urbino, Pesaro e Fano. Avremo modo appunto di parlare di questa mostra che viene battezzata domani e dura fino al 27 di aprile. Prima però ultime notizie riguardanti l'obituario: è morta Luciana Marinangeli. Luciana Marinangeli, 88enne, era una grande studiosa di filosofia ed esoterismo orientale. Aveva scritto libri appunto
di filosofia indiana e di astrologia indiana, romana, era stata tantissime volte in India, grande esperta di quel mondo così diverso dal nostro, eppure affascinante. E quindi ha scritto, ha detto, ha approfondito tantissimo. Ovviamente c'è un nutrito gruppo di persone che è stato in India e che è ritornata con una visione interculturale molto stimolante, molto interessante, ma Luciana Marinangeli sicuramente tra le medaglie più riconoscibili proprio per la capacità di trasmettere un pensiero diverso dal nostro, anche in chiave esoterica. Si pensi per esempio all'astrologia dei nodi lunari, che nel mondo indiano viene chiamata Caput e Coda Draconis, capo e coda del drago. Quindi Marinangeli chiude una vita intensissima, fatta proprio di esperienze e di soprattutto di trasmissione di quella cultura in lingua e cultura realtà italiana. Proprio questo nei giorni in cui, come vi avevo detto qualche giorno fa, si è celebrata la morte 100 anni fa di Rudolf Steiner, un altro personaggio che aveva fatto di tutto nella Mitteleuropa per far conoscere il pensiero orientale, trasferendolo dalla teosofia all'antroposofia. Questi miei interessi ovviamente ci sono sempre stati, accanto a conoscenze e approfondimenti di ordine più filosofico, storico, artistico. Non ho mai chiuso gli occhi, penso, nella mia vita di fronte a nulla, niente. Mi sono sempre interessato di tutto e certamente nel momento in cui ho portato avanti una linea di difesa del pensiero della cultura occidentale, anche in chiave religiosa, non l'ho mai fatto per sfida, avversione, antipatia o odio, ci mancherebbe altro, nei confronti delle altre religioni e degli altri pensieri, che vanno tutti valorizzati in qualsiasi parte del mondo siano nati e cresciuti, non debbono però prevalere sugli altri, perché la logica della cultura federalista è proprio quella di un inter pares assoluto. Ma adesso noi ci troviamo di fronte a 2 settimane molto pesanti, non solo per i noti avvenimenti economici e mercantilistici, ma perché 3 personaggi italiani, 2 romani e un ferrarese, stanno poco bene, diciamo, hanno ammesso di essere afflitti da malattie. Nanni Moretti ha avuto purtroppo un infarto e Sgarbi, come ho già detto, si trova in uno stato depressivo, probabilmente legato anche al tumore alla prostata, ma sicuramente più in generale per mancanza più di interesse nei confronti di tutto quello che ha amato nel corso dell'esistenza. E Guzzanti Senior, padre di Sabina e Corrado, ma certamente lui grande interprete di una forma di intellettualità prima di sinistra e poi a sfondo filo berlusconiano. Lo metterei al centro rispetto a un Sgarbi più di destra e un Moretti più di sinistra. Guzzanti è malato ai reni e tra l'altro ha confessato giace in una situazione economica davvero poco rassicurante. Dice: sono rimasto con 14 euro. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che questi 3, ma potrei citarne di altri, magari meno noti, stanno vivendo un declino fisico. Sono posizionati fra i 70 e i 90 anni, ma Moretti e Sgarbi non hanno superato di molto i 70 e si trovano ora a dover affrontare delle malattie psicologiche o fisiche
per certi aspetti gravi e quasi devastanti. Io lo vedo un sintomo, questa triste decadenza fisica proprio degli intellettuali più famosi italiani, italofoni, lo vedo proprio come il sintomo della decadenza della figura dell'intellettuale. Perché l'intellettuale di una volta non c'è più? Abbiamo già citato ovviamente quello che rimane il modello classico nel bene e nel male, Pierpaolo Pasolini, ma poi tantissimi altri che hanno animato la bagarre culturale, letteraria, artistica, filosofica degli ultimi 30, 40, 50, 60, 70 anni. L'intellettuale ha vissuto, secondo me, il periodo più bello attorno agli anni 70, riuscendo ugualmente a derubricarsi e a farsi notare per alcune novità nel corso degli anni 80 e 90. Il vero declino è iniziato col nuovo secolo, col nuovo millennio, laddove l'avanzare della struttura quasi invadente, devastante dei social, dei new media, dei social, la diffidenza innata nel mondo della politica, inedita, diversa da una volta nei confronti degli stessi intellettuali, ha ridotto progressivamente la loro funzione. Di Moretti, ovviamente Nanni Moretti, cineasta, di cui a suo tempo criticammo magari anche alcune scelte proprio artistiche che non ci convincono, ma insomma al di là dei gusti, Nanni Moretti è diventato famoso per quella battuta di più di 20 anni fa, appunto, diteci qualcosa di sinistra, rivolta ai capi di allora del mondo tardo comunista, post-comunista, Partito Democratico della Sinistra e Partito poi Democratico. I girotondi di Nanni Moretti sono diventati famosi, c'è un atteggiamento di libero pensatore che avrebbe in qualche modo intravisto il declino di un marxismo che non avrebbe più niente da dire, essendo sostituito da tutta una serie di elementi, di spunti che non sono più percepibili o percepiti come realmente di sinistra. Guzzanti Senior veniva da quel fronte, ma poi si è emancipato attraverso il berlusconismo e la collaborazione ad alcune testate di centrodestra, ma anche interventi in televisione in cui, diciamo così, l'ispirazione, a volte anche di profondo pensiero e di gusto innovativo, lo ha portato a criticare sia il mondo della sinistra che una certa destra incapace, secondo lui anch'essa, di riuscire a mettere a fuoco alcune tematiche. E infine Vittorio Sgarbi, che penso diciamo tutti conosciate, soprattutto intenditore d'arte, ma in realtà opinionista, a volte sboccato e irascibile, che propone appunto tutta una serie di spunti interessanti che seguono una linea che potremmo chiamare grossomodo liberista o liberale, peraltro deviando ogni tanto su alcuni argomenti che lui riteneva più importanti degli altri. I malanni fisici, che probabilmente verranno anche superati da questi tre personaggi, sono la spia proprio di un progressivo incantesimo, nel senso appunto di incanto che ferma, che li rende incapaci più di riuscire a sostenere le loro battaglie. Il cuore per Moretti, le funzioni renali per Guzzanti, le funzioni prostatico-urinarie per Sgarbi, e in più naturalmente la depressione, che secondo me a vari livelli, varie forme, riguarda tutte e tre, per il modo con cui poi hanno denunciato i loro stessi malanni.
Ora potrei dire, parafrasando Woody Allen, Cristo è morto, Maometto è morto, Marx è morto e io mi sento poco bene. Sì, perché chiaramente, spassionatamente, assieme ad altri ovviamente, non sono il solo, ma pensatori leghisti, potremmo appunto dire Moretti sta poco bene, Guzzanti sta poco bene, Sgarbi sta poco bene e noi cominciamo a sentire che qualcosa non funziona più. Certo, invecchio, è naturale e non c'è nessuna forma di sottile così spensieratezza nel pensare che quelli lì più famosi, più noti di noi, stiano tirando i remi in barca. Certamente io ed altri non abbiamo avuto la fortuna di apparire costantemente sulla scena, sotto i riflettori, come Moretti, Guzzanti e Sgarbi. Abbiamo tirato avanti, abbiamo parlato a un pubblico magari un pochino più ristretto di tutti quelli che hanno ascoltato le tre divinità, però naturalmente anche noi abbiamo sempre avuto qualche cosa da dire, qualcosa da rifinire. Chi ci ha seguito o chi mi ha seguito su Radio Padania prima Telepadania e poi anche ovviamente e soprattutto Radio Libertà, sa qual è il filone del mio pensiero. E naturalmente l'incubo di una futura forma di debacle è terribile, no? Chissà, scusate, non c'è malizia in questa battuta. Chissà se il creatore ci fa uno sconto, visto che appunto non abbiamo avuto tutta questa popolarità, ecco, di Moretti, Guzzanti e Sgarbi. Allora, ecco, magari è un po' più clemente il creatore per la nostra vecchiaia, non si sa mai. Preghierina stupida, molto stupida, molto terra-terra, però ci sta nella misura in cui naturalmente anche noi abbiamo una nostra dignità e un nostro mondo di cui parlare e di cui difendere. E che difendere naturalmente sulla base dell'esercizio costante di quello che abbiamo, permettetemi, creato come pensiero nel corso della nostra esistenza, perché io e altri siamo molti anni in trincea, molti anni, ve lo assicuro, da quando avevamo perlomeno 30 anni appunto, e adesso naturalmente ci ritroviamo âgé, sempre coerenti, me lo permetterete, sempre costanti sulla retta via naturalmente a difendere un principio, quello del federalismo, che per noi è sacro, né più né meno di tutte le altre realtà religiose, filosofiche, culturali, identitarie che caratterizzano, che caratterizzano questo mondo. Via, dai, per carità, Moretti che si riprenda subito, Guzzanti che ritorni come dire, re dello schermo. Mi viene in mente anche chi l'ha visto, aveva partecipato anche a quella trasmissione. Sgarbi, forza, dai, noi ci siamo sempre misurati e sbagliati, confrontati con voi, vi abbiamo seguito, vi abbiamo in qualche modo amato, al di là delle parole che avete usato e sulle quali magari non siamo completamente, usiamo questo eufemismo, completamente d'accordo. Riteniamo che certamente voi, al di là di quelle che sono state le professioni che avete svolto, è vero, mi sembra che poi nessuno dei tre abbia svolto diciamo l'insegnamento da liceo, ma Sgarbi quello di università, poi non so bene il curriculum degli altri, ma certamente appartengono più al mondo dell'intelligenza, diciamo così, dello spettacolo, del cinema e dell'arte. Però tutti quanti avete espresso delle cose che sono più che onorevoli, che val bene appunto capire, approfondire, in un mondo in cui, attenzione, oramai chiunque si può affacciare su TikTok
su Instagram, sui reels di Facebook, eccetera, eccetera, e dire la sua. E ultimamente, sfrucugliando TikTok, ci siamo imbattuti in diciamo, in un perplesso Matteo Gracis. Matteo Gracis è uno dei più grandi TikToker italofoni, attualmente mi sembra sulla 40-50, fondamentalmente uomo bello ed espressivo, ma soprattutto attento a tutte le cose che capitano. Ha voluto dire la sua, come ho detto la mia, da queste onde, da questa radio, su Edoardo Prati. Edoardo Prati è l'enfant prodige, è il nuovo intellettuale destinato in futuro a sostituire proprio Moretti, Guzzanti e Sgarbi. Lui ha ammesso, come ho ammesso io, che il ragazzo 21enne, 22enne, è pieno di grandi talenti, però ecco, Matteo Gracis si è accorto appunto che il giovane riminese ha cominciato a frequentare una certa sinistra che gli fa da garante. I suoi video diventano virali per la Repubblica, è ospite di Fabio Fazio, ci sono tutta una serie di collegamenti con diciamo così il mondo tradizionalmente legato, ecco, al Partito Democratico, un po' anche per la regione in cui è nato e cresciuto. Matteo Gracis se ne dispiace perché non essendo di quell'orientamento, proclama addirittura nel suo video TikTok, proclama un senso di nausea, disapprova questa scelta perché secondo lui, testuali parole, andrebbe a ingrossare le file dei soliti appunto intellighiotti che calcolano bene la strada da percorrere per riuscire a diventare veramente famosi. Io non arrivo a dare questo giudizio in assoluto in questo momento su Edoardo Prati, stiamo a vedere gli altri passi che compie. Certo, probabilmente esiste, al di là della bravura, al di là della preparazione, al di là della capacità di intendere la letteratura, la filosofia e l'arte, esiste una predisposizione in alcuni soggetti nel farsi proteggere da un mondo che appare più promettente dell'altro, naturalmente, no? Adesso qui difficile fare confronti, paragoni, situazioni o altre amenità di questo genere. Però si pensava, si sperava, o in parte sostiene Gracis, che Edoardo Prati fosse un po' più libero, ecco, fosse un pensatore, un filologo, un critico più libero di quello che poi in realtà è. Perché insomma si è messo subito al riparo da ogni inconvenienti guardate, in Italia, io non vivo in Francia, in Germania, in Scandinavia, so che possono esserci delle situazioni parallele. In Italia è pesantissima questa faccenda, è davvero di una pesantezza estrema e quindi quelli che remano controcorrente, che hanno remato controcorrente, secondo me hanno faticato il triplo, il quadruplo degli altri che si sono messi nella cerchia giusta fin dall'inizio, che si stanno mettendo nella cerchia giusta fin dall'inizio. E appare ancora più clamoroso il fatto che questi benedetti new media e social alla fine vengono comunque edulcorati, in qualche modo riacquistati e riciclati dalle congreghe tradizionali e quindi finiscono quella chance di giocare, quella chance reale di libertà, no? Di libertà autentica che possono effettivamente avere. Tante persone si esprimono in una chiave autenticamente liberale che va al di là della destra e della sinistra, ma alla fine, nonostante
le visualizzazioni, il numero delle visualizzazioni, dei like, eccetera, non riescono a sfondare, perché vedo dall'esterno, la cosa non mi riguarda direttamente, ma non riescono a sfondare perché hanno di fronte quel muro di gomma che in Italia è qualcosa di pesantissimo, ecco, è terribile, non si riesce a superare. E nel nostro piccolo, ripeto, al di là della retorica che io ogni tanto uso, Radio Libertà si è sicuramente proposta fin dall'inizio come garante dei liberi pensatori, dei liberi giornalisti, dei liberi comunicatori. E questo dovete darmene atto effettivamente rispetto ad altre radio o ad altre emittenti. Adesso tramonto, quindi tramonto fisico degli intellettuali, tramonto più in generale della figura dell'intellettuale. Ma che cosa può fare l'intellettuale di fronte ai poteri forti, di fronte alla danza a cui stiamo assistendo dal punto di vista politico-economico? Che cosa può fare realmente? Cioè sembrano nuovamente prevalere aspetti non di forza mentale, ma di forza fisica, di forza materiale, economica, finanziaria, che al concludersi di una prima fase, si dice, della globalizzazione, ne aprono un'altra per certi aspetti ancora più povera, di idee, di spunti, di consigli. E non so veramente la china che noi stiamo percorrendo dove effettivamente ci porterà. Sono passati, ecco, la prima mezz'ora è passata, direi che possiamo fare il break, sveva, e ci sentiamo dopo. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie ancora, Sveva. 300 anni di Casanova. Giacomo Casanova, il più grande seduttore di tutti i tempi. A lui sono stati dedicati opere di teatro, film, libretti d'opera. A lui sono stati dedicati quadri d'arte, varie performance, naturalmente approfondimenti anche filosofici. Ma Casanova ha ancora qualcosa da dire in un mondo in cui il maschilismo sta morendo, in un mondo non solo neofemminista, ma in un mondo in cui lo stesso atto per cui era diventato famoso, lo stesso comportamento per cui era diventato famoso il veneziano, cioè quello appunto del sedurre la donna da parte di un uomo, viene visto come obsoleto, anacronistico. Voi sapete qual era la massima che lui seguiva e che aveva descritto nei suoi libri, tra l'altro appunto anche scrittore, comunque comunicatore? Nei suoi libri, fu carcerato anche a Venezia, riuscì a scappare, come sapete, ne successero di cotte e di crudeli nella sua esistenza. Ma la massima ve la riporto perché molti chiedevano a lui: Giacomo, qual è il segreto per sedurre
una donna. Qual è il segreto per riuscire ad avere il successo che hai tu? Passare, scusate l'argomento, da un letto all'altro. Riuscire in qualche modo a convincere un numero altissimo di rappresentanti del sesso femminile che le sue potenzialità fossero migliori delle altre. E lui diceva questa frase: dovete farle sentire degli angeli, perché poi succederà che nel cadere in basso vivranno il momento più eccitante della loro vita, cioè cadere in basso, sentirsi dei diavoli, delle diavolette. Oggi come oggi fa ridere, no? Fa ridere questa frase per tantissimi motivi. Fa ridere anche dal punto di vista teologico. È chiaro che la mentalità del Settecento era un misto fra religiosità, esoterismo, razionalità, illuminismo, eccetera, eccetera. Secondo lui, appunto, nella mente della donna ci sarebbe una gratificazione e un successivo atto masochistico che costituirebbe così il senso ultimo di una scommessa. Voi capite bene che questo modo di vedere le cose, oggi come oggi, appare assurdo per tantissimi motivi e sotto vari punti di vista, naturalmente. Ammesso di concepire nella realtà filosofico-morale attuale il senso di una figura come l'angelo e quella del diavolo, non che non ne abbia in sé, diciamo, ancora il senso teologico in senso virtuale, perché di tutto questo non si parla più anche in ambiti ecclesiastici, ma cioè questo rapporto fra l'alto e il basso, fra il bene e il male, non viene più vissuto in maniera così forte e diretta. E quindi il rifiuto nei confronti di questo personaggio dovrebbe essere enorme e radicale. Eppure non è così, perché appunto voi sapete, non ho niente da insegnare da questo punto di vista, relata refero. Voi sapete che uno dei leitmotiv del femminismo, la seconda ondata, quella del terzo millennio, è quella di dire appunto inutile che tu maschio cerchi di sedurre me, donna. Casomai sono io che seduco te, perché decido io quando, chi, come, quando e perché sedurre. Ma in realtà l'atto anche della seduzione viene rifiutato da parte di alcune femministe, in quanto comunque sarebbe una concessione eccessiva al valore dell'uomo. L'uomo non vale così tanto, secondo costoro, non vale così tanto da essere per forza sedotto. Casomai, ma nell'ipotesi proprio più terra-terra, si può usare questo soggetto per il tempo che occorre. Non è cattiveria la mia, non è malevolenza. È ovvio che solo una parte delle donne, delle giovani donne di oggi ragiona così. Fortunatamente l'amore esiste ancora, ma fortunatamente esisteva già ai tempi di Giacomo Casanova, perché la prima domanda che bisognerebbe porsi è appunto che senso ha sedurre, si parlò allora di 2500 donne, non sembra, ma tenuto conto appunto che da bambino non poteva fare nulla e che non morì troppo anziano, è già una vera cifra. Ma che senso ha tutto questo, al di là della frenesia nell'esercitazione ginnica?
di tipo liberatorio, ecco. Che senso ha? Non è moralismo il mio, non è moralismo il mio, ci mancherebbe altro. L'ho già detto qualche giorno fa, fate l'amore, non fate la guerra, come risposta alla von der Leyen. Fate l'amore, non fate la guerra. Però l'amore va fatto con chi si ama. O sbaglio? E ho qualche dubbio che Giacomo Casanova fosse capace di amare. Forse voleva soltanto sentirsi amato nel momento in cui ciascuna vittima esalava il classico eia eia alala relativo all'orgasmo. Scusate ancora questi argomenti, ma bene o male siamo costretti a parlarne quando parliamo di Giacomo Casanova. Eppure ancora qualche anno fa Casanova è stato oggetto di film, anche Federico Fellini si è cimentato, Casanova continua a sedurre le menti di coloro che non credono in una possibilità effettiva di riscatto sul piano sentimentale dell'essere umano, né per l'uomo né per la donna. Vedete, qui non possiamo imbastire in una radio, seppur pregevole, come ho detto qualche minuto fa, una filosofia dell'amore. Non è il caso. Cioè non vogliamo abbassarci, tanto per stare in tema casanoviano, né alzarci angelicamente a quell'altezza. Ecco, è evidente. Però non possiamo non cogliere ironicamente appunto una forma di superbia inaudita che peraltro Dante Alighieri aveva proprio descritto nel suo Inferno, quando appunto aveva messo i seduttori nei piani bassi dell'inferno. Il seduttore non ama, vuole solo essere amato. Il seduttore gode nell'abbandonare il più presto possibile la persona sedotta. Il seduttore e la seduttrice, perché la cosa oramai, dopo 300 anni di Casanova, potrebbe riguardare molto anche le persone del sesso femminile, ma esistono ancora i due sessi, potrebbe riguardare chiunque appartenente al vastissimo universo intersessuale degli etero, degli homo, LGBTQ, è l'alfabeto, il nuovo alfabeto dominante naturalmente. Qualsiasi persona di qualsiasi sesso appartenente viene sedotta e abbandonata, perlomeno mentalmente, perché può anche darsi che il seduttore o la seduttrice, ripeto, continui a bearsi di quella persona solo perché non riesce a trovare un'altra persona. Le possibilità sono tante, no? Ma quello che poi è diventato, basta sfruculiare appunto TikTok, il refrain degli ultimissimi tempi in relazione anche ai tragici fatti naturalmente, cioè la battuta quando una donna dice no, è quando una donna dice no, chiaramente, sacrosantemente è no, forse certo anche perché percepisce la volontà di pura seduzione. Peccato che a volte, forma e misura minore dell'uomo o di altri sessi, però a volte anche lei diventa seduttrice e quindi può benissimo nutrire questa voglia di, come diceva Dante Alighieri, umiliare la persona, perché chi seduce e abbandona o continua a frequentare perché non riesce a abbandonare, ha voluto semplicemente umiliare l'altra persona e non è stato capace di amare. Non scomodiamo le lezioni degli attuali psicologi e psicanalisti che ogni tanto ci ragguagliano su questi argomenti. Durante un festival del libro che organizzammo 16 anni fa in Brianza, invitammo anche proprio degli esperti
di questo settore per cercare di capire dove e come stava andando a parare il problema della seduzione e dell'amore. Certo, sono passati altri 16 anni, quindi il mondo è ulteriormente cambiato, effetti psicotici, nevrotici, isterici sono aumentati in una maniera spaventosa, naturalmente, e certamente diventa sempre più difficile accettare la logica del Casanova dopo 300 anni. 20 anni dalla morte di Papa Wojtyla. Personalmente non me la sentirei di mettere Papa Wojtyla in mezzo a tutti i papi che in qualche modo hanno preparato la crisi o la distruzione della Chiesa. Continuo, forse ingenuamente, a vedere in Papa Wojtyla, passato a miglior vita il 4-5 aprile del 2005, continuo a vedere il difensore di alcuni valori come quelli della libertà, sia nei confronti del mondo comunista, che lui ebbe modo francamente di disarmare completamente, sia nei confronti anche del mondo islamico. Qualcuno di formazione catto-tradizionalista isola quella fotografia che vede un Papa Wojtyla ancora in salute baciare il Corano. Non è stato un bell'atto quello di baciare il Corano, però cerchiamo di capire i tempi in cui venne vissuta quella temperie, cioè il tentativo in qualche modo negli anni '80 di comunicare con le altre religioni. Ci fu anche il famoso incontro di Assisi, che secondo me non per forza doveva far parte di un progetto di sfondo masochistico atto a distruggere la Chiesa. Natura non facit saltus. Non è che dopo il Concilio Vaticano Ecumenico II tutti i papi che sono venuti dopo, diciamo, hanno preparato l'attuale disastro. La crisi totale dei fedeli, la difficoltà di riuscire a parlare di teologia a vari livelli, in varie forme, eccetera, che conosciamo benissimo. E sul quale problema peraltro non vogliamo assumere toni eccessivamente verdettistici. La situazione è molto complessa, naturalmente, però non penso che Papa Wojtyla allora volesse preparare, ecco così, quel catto islamismo a cui assistiamo oggi. Penso semplicemente che tentasse un'ultima disperata forma di confronto effettivamente inter pares sul piano ideale, ma con la coscienza di una fortissima educazione sia propria che quella elargita al popolo cristiano di un certo tipo, ecco. Non sono sedotto, abbiamo parlato di seduzione oggi, non sono sedotto dalla forma monumentale del Papa che va a sciare sull'Adamello, non sono sedotto dai viaggi, dei tanti viaggi che ha fatto, o dalla sofferenza per la pallottola ricevuta da Liaccià. Non lo metto sul piano della vittima. Sicuramente ha fatto degli sbagli, sicuramente negli ultimi 10 anni, complice la malattia, ha perso un po' il contatto col senso ultimo della realtà.
però rimane, a mio modo di vedere, Papa Wojtyla un personaggio che ha tentato di salvare il salvabile, e lo stesso ha fatto anche Josef Ratzinger, no? Questi due papi d'Oltralpe in qualche modo hanno cercato di riuscire a ricompattare le fila, perché hanno intuito proprio che alcuni agenti culturali e spirituali esterni potessero fare man bassa progressiva della nostra civiltà. Non è facile guidare la Chiesa in simili contingenze. Non è facile, non è stato facile, diciamo, per tutto il corso del Novecento, ma quello che è accaduto dopo il Concilio Vaticano Ecumenico II ha una sua scalarità, una sua gradualità. Non è che da quel momento lì, dal 63 in poi, tutto sia rovinato, si sia sfaldato. È una visione manichea delle cose, questa è una visione manichea che lascio ai catto-tradizionalisti, che rispetto e di cui appunto ammiro anche alcune intuizioni e alcuni spunti, specialmente nella fortissima perplessità nei confronti dell'attuale Papa, è evidente. Però le argomentazioni che riguardano la teologia, quindi la storia della Chiesa, rimangono complesse, contraddittorie e poco si prestano a dei giudizi tranchant, secondo me. E questo, dicevo prima, la funzione dell'intellettuale. Se l'intellettuale diventa tranchant, se manda gli anatemi, se riassume così la prepotenza di un Savonarola, non è un intellettuale. L'intellettualismo, lo spirito critico a livello mentale va esercitato in una dimensione di libertà e di dialettica. Non esiste il bianco e il nero, non esiste il giusto e l'ingiusto in senso lato. E allora bisogna riuscire ad avere la pazienza di scavare, di interpretare ogni passo, ogni verità. E ancora su Wojtyla, bellissima la sua la concezione che aveva di Maria. È una concezione straordinaria che nessun altro papa successivo ha più avuto. Quindi questa funzione appunto della figura metafisica della Madre di Cristo, esercitata da lui in vari scritti, anche oltre che in vari discorsi, almeno fino a metà degli anni 90 o poco oltre, ecco, rimane esemplare per, diciamo così, una coerenza ammirabile all'interno del discorso cristiano. Non perché qui stiamo facendo, diciamo così, un approfondimento confessionale, ma proprio perché cerchiamo di vedere da laici il senso ultimo di una logica interna ai discorsi teologici, cioè la logica di Dio, che ora appare sfasata, annebbiata, confusa, portata a una dimensione quasi social, appunto, negli ultimissimi 10 anni, che lascia effettivamente molto, ma molto perplessi. Il pesce d'aprile del lago di Lecco, chiamiamolo d'ora in poi il lago di Lecco e non più lago di Como. Perché chiamarlo lago di Como se in fondo Como è soltanto la città in cui le acque si infoniano e non escono più da nessuna parte. Le acque dell'Adda entrano a Colico ed escono a Lecco. Quindi chiamiamolo lago di Lecco. Questo è stato il pesce d'aprile messo in giro appunto da chi vuole superare la tradizione e non crede più al senso ultimo delle cose. Siamo agli ultimi minuti. Una mostra davvero stupenda, ma comunque ritorneremo sulla questione della geografia di quel ramo manzoniano. Abbiate pazienza. La mostra che si tiene a Candelara
è bellissima, è una mostra di incisioni di Engelbrecht, un incisore, artista incisore bavarese di Augsburg, Augusta, del XVIII secolo. Bravissimi curatori Aldo Tenedini e Lorenzo Fattori, che a Candelara appunto hanno imbastito questa mostra, l'hanno curata e hanno dimostrato appunto che il mondo teutonico, soprattutto bavarese, era in grado di parlare di Gesù. Poco fa parlavamo appunto non a caso di Ratzinger, parlare un linguaggio molto alto, una sorta appunto di imitatio Christi di tutte le opere che ha fatto effettivamente Gesù. Beh, una mostra del genere io la trovo coraggiosa in un momento in cui non si parla più della figura cristica. Personalmente conosco Aldo Tenedini da 50 anni. Aldo Tenedini è stato professore, un umanista, ha vissuto sempre con un piede in Italia e l'altro nel mondo tedesco, teutofono o slavo. Ha vissuto delle esperienze straordinarie Aldo. Colgo l'occasione per ancora sottoscrivere una stima enorme nei confronti di quest'uomo, il professor Tenedini, che ora continua su questa linea appunto a sfornare delle mostre di un interesse estremo. Durerà fino al 27 aprile per tutto il periodo pasquale ed è un'occasione, sia che si arrivi dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia, dalla Romagna, dalla Toscana o da Roma, è l'occasione proprio per riflettere sulla vita di Cristo, che ancora nel XVIII secolo, quindi in piena epoca illuministica, era al centro di questi artisti, di questi incisori bavaresi e mitteleuropei che avevano sicuramente moltissimo da dire al riguardo. Ritorneremo su questa mostra appunto di Candelara. È una mostra che diciamo del Pesarese, nella zona di questi colli che guardano al mare Adriatico. Quando le giornate sono belle si vede l'altra sponda, ma penso che faccia bene al cuore andare a capire meglio il senso ultimo di queste scommesse, appunto, dicevamo, teologico. Un ultimo consiglio librario come strenna come strenna di Pasqua è questo libro appena rieditato, Le auto italiane, della White Star, prefazione di Giorgetto Giugiaro e testi di Enzo Rizzo. No, guardate che meraviglia, solo 35 euro per avere fra le mani, per chi ancora ama i libri, non li ha traditi definitivamente, avere fra le mani le fotografie e gli approfondimenti di tutta la storia dell'automobilismo italiano, che è il fiore dell'automobilismo del mondo, naturalmente. Noi siamo arrivati al termine, ringraziamo tantissimo tutti quelli che ci hanno ascoltato, in particolare la regista Sveva. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.